quello che oggi andiamo a incontrare qui, ospiti del Dipartimento di Chimica all'Università di Pisa, è un personaggio già assolutamente e molto noto al grande pubblico, ma in particolare a tutto il pubblico degli studiosi, dei ricercatori e dei curiosi nell'ambito del mistero e dell'ignoto, e che è il professor Corrado Malanga. Siamo qui in Toscana a Pisa, benvenuto professor Malanga. Ben trovati, benvenuti a voi che siete venuti a trovarmi. Vi ho dovuto scomodare perché purtroppo io non sono tanto capace ora di muovermi per un problema che ho di salute agli occhi, però insomma ecco, siamo tutti qui. Bene, allora andiamo subito a iniziare ad aprire il nostro percorso di sperimentazione e di accesso a tutta una serie di tematiche di cui il nostro professore è assolutamente protagonista e depositario. Innanzitutto tutti conoscono almeno Corrado come ovviamente un ricercatore, uno scienziato, una persona che da sempre ha fatto della scientificità il basamento della sua attività, ovviamente sia di ricercatore che di docente quando lo è stato qui presso l'Università di Pisa, facoltà di chimica, ma la maggior parte degli ascoltatori e del pubblico lo conoscono però per i suoi studi legati inizialmente all'ufologia e poi all'esobiologia, quindi alla vita extraterrestre o aliena, che dir si voglia, e poi negli ultimi 20 anni in maniera assolutamente forte, assolutamente importante per quanto attiene al fenomeno dei rapimenti alieni, quindi le alien abduction. Allora Corrado, la nostra redazione per prima cosa vuole assolutamente farti una domanda su quelli che sono stati i tuoi percorsi organizzativi, definiamoli così, precedenti a questa fase del tuo lavoro e della tua ricerca. La chiusura del gruppo di ricerca che aveva costituito inizialmente in internet, e abbiamo sentito raccontare molte versioni su quelle che sono state le dinamiche che hanno portato al tuo distacco da questo gruppo. Qual è la vera realtà su questa situazione che si è andata creando e creata? Ma la vera realtà forse è un modo non corretto di dire le cose, perché chissà, è la mia realtà, che però evidentemente non è la realtà di alcuni miei ex collaboratori che hanno pensato di seguire un'altra via, un'altra strada. Io mi sono semplicemente trovato a un certo punto della mia ricerca a pensare di essermi accorto di aver fatto alcuni errori fondamentali. Gli errori fondamentali erano semplici, cioè pensavo di aver scoperto che non esistono le barriere. L'universo è un universo finto e duale, dove la dualità è finta. Non ci sono i buoni e i cattivi, non c'è l'acceso e lo spento, non c'è il cristiano, il musulmano, ma siamo in una scatola, l'universo, dove ci sono persone che hanno diversi livelli di acquisizione di consapevolezza, ed è per questo che hanno una mappa del territorio differente, cioè vedono le cose in modo differente. Ecco, siccome la consapevolezza aumenta sempre ed è soggetta a cambiamenti, mi sono trovato in un istante della mia vita, proprio quando ho avuto questo problema agli occhi e quindi ho dovuto guardarmi dentro perché non ero più capace di guardarmi fuori, che ho visto le cose in modo differente. Quindi mi sono reso conto che avevo fatto l'errore di procedura su quelle che erano i sistemi che noi utilizzavamo per togliere il problema della adduzione. Non c'erano più le barriere, non c'erano più i buoni e i cattivi, e quindi non ci sarebbero stati più neanche gli addotti e gli addetti agli addotti. E alcuni dei miei collaboratori non si sono trovati d'accordo con me in quel momento e hanno cominciato a vedere me come qualcuno che diceva delle cose differenti. Sostanzialmente loro sono rimasti coerenti con loro stessi, sono io che sono cambiato. Quindi il loro riferimento era diverso da quello che avevano avuto l'abitudine di avere fino a quel momento. Loro hanno fatto forse l'errore di pensare che io potessi essere un punto di riferimento. I miei punti di riferimento sono me stesso, ognuno di noi ha un suo punto di riferimento, se stesso. Non si può fare l'errore di affidare a un politico, come succede oggi, il proprio futuro, o a un capo religioso il proprio futuro. Ognuno deve pensare a se stesso. Possiamo lavorare insieme quando abbiamo gli stessi target, gli stessi metodi di ricerca
gli stessi obiettivi. Il mio obiettivo evidentemente non era più quello di trovare il sistema di togliere il problema dell'adduzione agli addotti, cioè a coloro che credono di essere stati in qualche modo infastiditi dalla presenza aliena. Il mio problema era diventato far acquisire consapevolezza e coscienza agli esseri umani, il resto veniva da solo. Questo aspetto mi sembra che non sia stato condiviso dai alcuni dei miei ex collaboratori, i quali si sono rivolti in qualche modo da un'altra parte. Era per forza di cose che io dovevo comunque continuare ad andare avanti per quello che credevo fosse il mio target, il mio obiettivo finale. Bene Corrado, professor Malanga. Allora, un'altra domanda che la redazione, il team di Seven Radio si sente inevitabilmente di doverle sottoporre è questa: quando si intraprende una discussione su abduction, alieni, UFO e temi connessi, è inevitabile parlare anche di gruppi, naturalmente stiamo dicendo, e di soggetti che sono legati in qualche modo a questi argomenti. Ad oggi quali sono, se esistono, i rapporti che intercorrono tra i servizi segreti, il Kun e il signor Pinotti? Ma questa è una cosa che io ho sottolineato molte volte. In realtà, uno dei motivi per cui io tantissimi anni fa ho sentito l'esigenza di togliermi dalle spalle il peso del Centro Ufologico Nazionale, di cui ero anche un dirigente, è stato proprio il fatto di aver cominciato a rendermi conto che all'interno del Centro Ufologico Nazionale non c'era limpidezza di comportamenti. Non potevamo avere all'interno del direttivo sempre un generale dell'aeronautica, non potevamo avere sempre il dottor Pinotti che andava a scodinzolare di fronte ai servizi segreti, non potevamo più sopportare una situazione del genere. Quindi abbiamo dovuto prendere le nostre decisioni. Io sono uscito dal Centro Ufologico Nazionale, c'è uscito Maurizio Baiata, noto giornalista, c'è uscito per poco, perché poi è rientrato lo stesso generale Marcelletti. No, il Centro Ufologico Nazionale doveva dire la verità, non la stava dicendo perché diventava un centro ufologico di governo e allora le cose non andavano più bene. Quindi dicevamo, professor Malanga, la presenza di addirittura non solo un generale dell'aeronautica costantemente presente nel consiglio direttivo del Kun, ma addirittura le rivelazioni, diciamo, da parte del dottor Pinotti circa i suoi colloqui con rappresentanti di alcuni tipi di organismi. Sì, questo non sarebbe stato un grave problema. Il grave problema è che queste persone all'interno del Centro Ufologico Nazionale nascondevano i dati. In fondo il Centro Ufologico Nazionale doveva essere un qualcosa che diceva la verità, che studiava il fenomeno, non che prendeva i dati utilizzando una figura che era la figura di spicco, la persona nota, cioè il dottor Pinotti. Tutti mandavano a lui le fotografie degli UFO scattati in Italia, le loro ricerche, e questo infognava tutto quanto dentro la sua libreria per poi non tirare mai più fuori niente. Avevamo scoperto che questa cosa non andava bene e quindi io me ne sono andato, con me se ne andò lo stesso generale Marcelletti in un primo tempo e poi venne reintegrato perché il suo amico, il generale che comandava un po' il secondo reparto dell'aeronautica, gli disse di rientrare perché sennò non avevano più referenti all'interno del Centro Ufologico Nazionale. Poi se ne andò Maurizio Baiata. E ci siamo trovati così a scindere le nostre vie. Io pensavo che si dovesse dire tutto a tutti, lo penso ancora. Bene, grazie professor Malanga, io lascio la linea alla regia per un po' di musica. Eccoci nuovamente insieme qui con il professor Corrado Malanga, e darei l'inizio e la stura a quella che è la terza domanda, ma che in realtà è un po' una delle domande più attese, professore, un po' per la sua trasversalità, un po' perché questa trasversalità è proprio quella matrice che in qualche modo potrebbe riguardare tutti noi e quindi l'intera umanità. E la domanda credo che lei sia già arrivato a capire qual è, vista la lunga esperienza che ha maturato in questo ambito, e cioè, viste il suo percorso scientifico, visto il suo percorso legato alle alien abduction e viste le molteplici informazioni che le sono giunte e che giungono anche a ricercatori come il sottoscritto circa la molteplicità di eventi che si andrebbero a sviluppare a partire dal prossimo mese di dicembre 2012 in poi,
quali sono le sue proiezioni, le sue previsioni, o qual è il suo pensiero sulla molteplicità di eventi che andrebbero a svilupparsi, con un ulteriore distinguo che mi permetto di farle notare, e cioè fra quelle che sono, diciamo, proiezioni o previsioni di carattere pseudoscientifico o fortemente scientifico, e quelle che non lo sono ma che comunque rientrano nel novero delle proiezioni fatte. Sì, devo dire subito che questo tipo di domanda, che ci si chiede sempre di più prima del 21 dicembre, è una domanda che di solito viene posta male, e cioè: che cosa succederà il 21 dicembre? Ecco, io la domanda la formulerei in questo modo: che cosa ci accorgeremo che sta accadendo il 21, il 22, il 23 dicembre? A seguire, che non ci siamo già accorti sta succedendo ora? Cioè, non è che ci dobbiamo aspettare di vedere qualche cosa di nuovo, perché noi, la nostra attenzione in questo modo è proiettata verso il futuro e ci dimentichiamo di guardare nel presente quello che sta accadendo, e allora ci accorgeremo che quello che accadrà nel futuro altro non è che una esasperazione delle cose che stanno già accadendo ora e da molto tempo. E entriamo in particolare. Io credo una sola cosa, sostanzialmente, che quello che accadrà, che sta accadendo, e avrà un picco sicuramente fra breve, è l'aumento della coscienza degli esseri umani, l'aumento della consapevolezza più che altro, perché la coscienza è eterna, è sempre la stessa, ma la consapevolezza è la misura della coscienza. Ebbene, gli esseri umani stanno aumentando la consapevolezza di sé e in generale dell'universo. Ilya Prigogine, premio Nobel per la chimica, sostiene che la consapevolezza non può regredire, ma che aumenta sempre, cioè è un processo irreversibile. La nostra consapevolezza aumenta, la nostra parte animica, se vogliamo, prende visione di tutta una serie di cose che non gli piacciono assolutamente e si incazza a morte, se così si può dire. Ci avete presente che cosa succede quando una persona è fortemente arrabbiato e gli cominciano a scoppiare le lampadine sul muso? Fenomeno di natura paranormale, peraltro studiato anche in Inghilterra diversi anni fa. C'è anche un libro che studia questo fenomeno con un nome scientifico, pensate. Noi ci stiamo in qualche modo ribellando, ma non consciamente, inconsciamente, con le forze che sono dentro di noi. Avete presente che cosa succede quando 2000 operai dell'Ilva sono incazzati neri e allora stranamente un tornado viene e distrugge l'Ilva stessa? Avete presente che cosa vuol dire quando 1 miliardo di persone si è rotta le palle e allora cominciano i terremoti a venire fuori, la lava dei vulcani, il mare che aumenta, il pianeta Nibiru che casca sulla Terra? Tutto ciò non è una serie di eventi, ma è un evento unico che noi possiamo vedere come gli esseri umani che si sono rotti le scatole di essere governati dai loro governanti, essi siano alieni o alienati. Più che altro sarebbe opportuno dire magari manipolati dai loro governanti. Manipolati. La forma di governo è sempre una manipolazione, perché quello che viene fuori dai nostri studi, dai nostri lavori, dalle nostre ricerche, è che l'aspetto della non presenza di barriere prevede che l'universo non sia duale e prevede quindi che non ci siano governanti e governati, ma tutti uguali. La barriera serve solo al nostro governante per categorizzarti, cioè per dirti che tu appartieni a questo o a quell'altro gruppo, e se appartieni a questo gruppo è lecito che tu faccia la guerra a quell'altro, ma se non c'è nessun gruppo A e nessun gruppo B, non c'è nessun motivo per cui io debba fare la guerra a qualcuno. Manca il presupposto. Allora, abbattere le barriere vuol dire abbattere tutte le forme di governo e assumersi la responsabilità delle proprie azioni, riconoscere che noi siamo fondamentalmente Dio, che non c'è un Dio fuori. In questo contesto, in questo momento storico, la nostra parte animica, la nostra consapevolezza sta crescendo, sta acquisendo consapevolezza di sé e chiaramente si ribella. Detto questo, professor Malanga, e confermando quello che lei ha poc'anzi citato a proposito della capacità di cortocircuitare lampadine, chi le parla non solo spesso manda in corto quelle di casa, ma addirittura quelle dei lampioni statali a 3 o 4 volte di seguito in serie. Ma detto questo, dicevo, però le devo chiedere una cosa che probabilmente
potrebbe non essere totalmente influenzata dalle modifiche o dalle alterate interferenze dell'animo umano, e parliamo magari nello specifico delle emissioni massive coronali solari, piuttosto che dell'inversione magnetica dei poli, che sembrerebbe essere in amplificata accentuazione. Qui c'è un discorso molto semplice, secondo me, da fare. Dentro di noi sappiamo che qualcosa deve accadere e la nostra consapevolezza legata alla nostra coscienza lo dice alla nostra mente, e la nostra mente interpreta a seconda del vocabolario che ha una situazione catastrofica. Le suore di clausura vedono che il diavolo scenderà sulla terra e brucerà tutti. L'esperto della NASA parla di questo grosso pietrone che si chiama Apophis, che cadrà sulla terra. L'astronomo Maya vede la fine dei tempi, l'ecologo vede che il mare si alzerà perché i ghiacci si stanno scaldando. Ognuno interpreta con il suo vocabolario un qualcosa che accadrà. La cosa chiara è che qualcosa accadrà. Bene, io in questo caso ancora lascio un po' di spazio alla musica di Terre Incognite di Seven Radio. Bene, la musica sta sfumando e riprendiamo il nostro assolutamente avvincente, posso dire, colloquio con il professor Malanga, e andiamo a porgli la quarta domanda, non senza prima però aver fatto una sorta di anticipo, una sorta di antefatto a questa quarta domanda. Non molto tempo fa, leggendo e vedendo un po' dei suoi lavori, professor Malanga, avevo avuto più che la sensazione, la certezza che fosse in atto almeno per questi mesi che stiamo vivendo, e forse per i prossimi, si era parlato di parti animiche che avrebbero rivelato in ipnosi o comunque durante i suoi test, diciamo, la possibilità di una accentuazione dei fenomeni di rapimento e di abduction precedenti proprio alcune delle fenomenologie a cui abbiamo accennato poc'anzi. Lei in qualche modo si sente di confermare o di modificare un po' il tiro su queste rivelazioni precedenti di un anno fa circa, legate al fatto che le abduction sarebbero diventate sempre più importanti proprio prima dell'accadere di certi eventi? Premesso che ormai è più di un anno, quasi un anno e mezzo, che non tecnicamente utilizziamo più le ipnosi regressive per studiare il fenomeno delle adduzioni. Va anche detto che il fenomeno delle adduzioni ci è scivolato di mano, cioè la cosa più interessante è far acquisire consapevolezza alle persone. Liberarsi dall'adduzione è un problema del tutto secondario. Ora, ma rimanendo quindi a un anno e mezzo fa, quello che si poteva vedere è che quando il soggetto addotto veniva posto in ipnosi, la sua parte animica veniva fuori e gli si chiedeva qualche cosa sul come finirà tutta questa storia, ricordando che la parte animica non è in grado di esprimersi con concetti temporali, dice: presto succede qualcosa. E nell'andare avanti, nell'approfondire questo discorso, si scopriva che le risposte erano abbastanza diverse dalle stesse risposte che venivano date alle stesse domande 2 anni prima. Prima questo qualcosa era sicuramente descritto in modo molto più eclatante, distruzione totale, il pianeta che rimane senza vita e così via. Man mano che si viene verso di noi nel tempo, questo grosso problema si riduce in qualche modo, l'alieno perde forza, non riesce più a ottenere quello che deve ottenere, ci saranno dei contraccolpi perché chiaramente la società cambia, il denaro non avrà più quel valore che deve avere, le persone sono cambiate dentro, è proprio la loro coscienza, la coscienza degli esseri umani, che con la sua volontà cambia le cose, comprendendo che l'alieno non deve più venire e lui non deve più farsi prendere l'addotto. Questa cosa sta accadendo e quindi siamo di fronte sempre a una problematica che sicuramente cambierà parecchio la vita su questo pianeta, ma sicuramente
credo che ci caveremo le gambe. E questo è un segnale di grande, come dire, speranza e positività, anzi direi che più che di speranza, di relativa certezza, perché se il cambiamento è interiore non può poi che avere riverberi su quello che è l'esterno. Il mio punto di vista è che ne sono certo. Perfetto. Ci caviamo le gambe. Perfetto, questo è un buon segnale di conforto e di speranza per noi tutti, per i nostri ascoltatori e per chiunque altro in questo momento possa sentirci o possa un domani leggere e avere informazioni in merito. Veniamo ancora allora a un'altra domanda che inevitabilmente a una persona come lei deve essere assolutamente posta. Sappiamo benissimo che ci sono delle differenze importanti nel corredo genetico cromosomico, per esempio del Neanderthal o del Cro-Magnon e poi del Sapiens e del Sapiens Sapiens, e più di tutti gli addetti ai lavori come lei e in parte come chi le parla sappiamo molto del lavoro di Zecharia Sitchin e quindi gli Anunnaki e quindi l'intervento alieno sul nostro DNA a partire da circa 350.000 anni o più a ritroso nella nostra storia. Qual è la sua posizione, il suo pensiero e i suoi dati di riferimento su questi aspetti? Ma ci sono delle certezze, innanzitutto. Chiamiamole scientifiche. Il Cro-Magnon e il Neanderthal non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Se si sono accoppiati tra di loro, la specie che è venuta fuori non era capace di procreare. Questo dice la scienza. Le analisi sul DNA del Cro-Magnon parlano chiaro, quindi siccome si conosce il babbo, il nonno, il bisnonno del Neanderthal, fino ad arrivare a 6 milioni di anni fa, cioè la scimmia Lucy, una specie di cosa umana ma che assomigliava più a una scimmia piccolina che non a un uomo alto. Bene, non si hanno invece dati precisi su chi è il babbo del Cro-Magnon, chi è. Beh, forse il babbo non si trova, troviamo il nonno, non c'è manco il nonno, e il bisnonno non nemmeno. C'è neanche. Quindi da dove cavolo viene questo Cro-Magnon? Non lo sappiamo. Questo vuol dire che noi non veniamo dalla scimmia, in qualche modo. Questo, scusi professore, è quello che dice, che lei spesso ha riportato fedelmente, da quanto mi risulta, quanto dice l'altro esimio ricercatore e studioso Cavalli Sforza, che dice che laddove c'è lo 0RH negativo è l'assenza della scimmia, l'assenza del rhesus. Cavalli Sforza ha fatto degli studi sui gruppi sanguigni e ha scoperto, lavorando anche su dati statistici, che noi possiamo avere un fattore RH o non averlo, cioè essere RH positivi o RH negativi. RH deriva da rhesus, cioè c'hai questo fattore RH positivo, quella proteina, quando te vieni dalla scimmia, che ce l'ha, ma quando te non hai questo fattore RH positivo, quindi è assente, da dove cavolo vieni? Non puoi più venire dalla scimmia. Allora Cavalli Sforza se ne guarda bene di dire questo, ma fa capire nei suoi lavori che sostanzialmente ci sono state almeno un paio di creazioni, se si vuol parlare in termini di Vecchio Testamento, di dei che hanno creato l'essere umano, almeno 2 creazioni, oppure la modificazione di una creazione esistente. E allora se c'è la modificazione c'è qualcuno che ha modificato. E qualcuno ha pensato che la modifica di questo tipo poteva essere fatta da esseri alieni a cui faceva comodo una razza OGM, in questo caso noi saremmo tutti degli OGM, in parte mescolata con quella vecchia, quindi chi ha RH positivo e chi ha RH negativo. Sta di fatto che in questo contesto le adduzioni avvenivano fino a poco tempo fa con una grande maggioranza di soggetti che avevano l'RH negativo, circa l'85%. Bene, questo significa anche che, diciamo, da un certo punto di vista, coloro i quali hanno, per esempio, lo 0RH negativo come gruppo sanguigno hanno pure probabilmente alcune caratteristiche, diciamo, metaboliche, fisiologiche e anatomiche della propria corporeità un po' diverse da quelle degli altri. Io sicuramente, pensate che da un punto di vista esoterico l'RH negativo veniva considerato dai nazisti il sangue degli dei, ma a parte questa cosa ci sono alcuni ricercatori
che hanno scoperto alcuni pezzi di molecole che stanno all'interno del DNA degli RH negativi, che hanno delle caratteristiche interessanti. Alcuni di questi agenti, per esempio, sono agenti antitumorali, anti-AIDS. Mi riferisco soprattutto nella zona 6, nell'introne 6 del DNA dell'RH negativo, che sono molecole che sembrano antidepressivi del problema dell'AIDS, cioè immunodepressivi. In parole povere, sembrerebbe statisticamente, fateci caso, andate a vedere le statistiche, che gli RH negativi non prendono l'AIDS. Questa è una cosa interessante, che si può verificare solo se si vanno a leggere alcuni tipi di lavori particolari, ma è chiaro che nessuno lo vuol dire questo, perché questo tipo di ricerca sarebbe una ricerca considerata razzista. Come? C'è una razza meglio, una razza peggio? Non si tratta di questo, però si tratta di guardare dei numeri su delle tabelle. E delle differenze, poi, di questo si tratta. Professor Malanga, un'altra domanda che inevitabilmente la redazione le deve sottoporre. Vogliamo parlare della realtà, e se di realtà si tratta, quale incidenza hanno avuto o continuano ad avere le cosiddette MILABS nei rapimenti? Un'incidenza altissima, importantissima all'interno delle ricostruzioni. Scusi professore, premettiamo per coloro che ci ascoltano, che ovviamente non necessariamente sono degli addetti ai lavori o degli acculturati in materia, le MILABS sarebbero le military abduction, quindi rapimenti dove oltre a una presenza aliena e o extraterrestre sono presenti fisicamente dei militari terrestri che con le entità aliene o con gli extraterrestri corporei sembrerebbero collaborare, come si potrebbe dire in termini molto giocosi, a pappa e ciccia. Nel 100% dei casi che noi abbiamo esaminato e ricostruito con le ipnosi regressive, nel 100%, quindi la totalità dei casi, accanto ad alieni di un certo tipo ci sono militari di una certa nazionalità. E mi spiego meglio: accanto a quell'alieno che sembra una specie di coccodrillo in piedi, alto 2,5 metri, con un codone e una specie di spina dorsale in rilievo, ci sono sempre militari che parlano americano, inglese. Accanto ai soggetti alti 2,20 metri, con la tuta, umanoidi, con 5 dita nelle mani, gli occhi con le pupille verticali, i capelli ramati, ci sono sempre militari che parlano francese. Accanto a quegli alieni che sembrano delle cavallette, degli insettoni grandi 2 metri, quando sono accucciate c'è sempre militari che si riconoscono per le loro insegne, gli unici che portano delle insegne, che sono militari israeliani, sì. E così via, accanto a alieni alti, bianchi, efebici, con 6 dita nelle mani, esadattili, ci sono sempre militari in tuta nera, con il simbolo dell'Arabia, dei militari arabi. Per esempio è un simbolo che assomiglia molto al simbolo dell'Om. Questo quindi ci dà la prova certificata, diciamo così, della costante presenza umana e militare accanto a queste entità o a queste creature. E dico questo perché gli studi effettuati già molti anni fa da Bud Hopkins e da John Mack, ma poi ampliati, accentuati, ripresi con un lavoro più che ventennale da parte del professor Malanga, hanno dimostrato esserci, come dire, una sorta di pantheon, fra virgolette, alieno, che riguarda delle entità non corporee, e per questo, per comodità, chi vi parla le definirà alieni, così ci comprendiamo a livello di griglia di comunicazione, e delle entità corporee, quindi con un fisico particolarmente tangibile e simile al nostro, che invece chiameremo extraterrestri. Lei, professor Malanga, è d'accordo con questa nomenclatura? Assolutamente. Ogni forza aliena ha il bisogno di essere in qualche modo protetta da alcuni nostri tipi di governanti che si sono in qualche modo così spartiti il potere. C'è un'ulteriore lottizzazione sul nostro globo, sì, una lottizzazione. Il vizio, devo dire, che si estende a qualsiasi tipologia di argomento.
Lasciamo adesso però spazio a un'altra nostra nota musicale. Eccoci nuovamente insieme, Us and Them dei Pink Floyd, Noi e Loro, dal famoso The Dark Side of the Moon, sta sfumando, e ciò mi dà l'opportunità per continuare il nostro percorso di esplorazione con il nostro professor Corrado Malanga. Allora professore, qui vedo, sempre a proposito della redazione, vedo una domanda particolare a lei proposta. Qui viene detto che nei racconti di soggetti sottoposti ad ipnosi regressiva verrebbe fuori, perché chiaramente parliamo di soggetti italiani e magari anche suoi corregionali qui della Toscana, vedo che viene fuori la ricostruzione di una location, definiamola così, che risulta essere Villa Wanda, situata in provincia di Arezzo e più che mai nota per essere stata la sede, insomma, del famoso maestro venerabile Licio Gelli e della propaganda P2. Quali sono, se ce ne sono a suo avviso e per quelle che sono le sue informazioni, connessioni fra i fenomeni degli abduction e la loggia P2? Sebbene noi non si sia minimamente toccato questo problema, perché a noi ci interessava lavorare sulle adduzioni, sapere che cosa erano, come erano fatti gli alieni, perché venivano qui, eccetera, a un certo punto, cioè dopo 20 anni di lavoro, ci siamo resi conto di un certo numero di cose. Primo, molti addotti erano stati fatti oggetto di interesse da parte di gruppi e di logge massoniche sparse su tutto il territorio italiano. Molti addotti erano stati utilizzati dalla Chiesa come guaritori ed esorcisti, anche pagati. Alcuni addotti erano stati utilizzati da una particolare università europea per fare lavori di remote viewing. Sapete quanto prende un remote viewer pagato dall'università per studiare queste cose, sia in Europa che negli Stati Uniti? 1.200 euro all'ora. Quindi se qualcuno è disoccupato e ha queste facoltà, forse gli può interessare, che risolverebbero i suoi problemi. Specifichiamo, professore, sempre perché chi ci ascolta non necessariamente è un approfondito conoscitore di queste tematiche, il remote viewer è la cosiddetta visione a distanza che è stata diciamo utilizzata fin dalla seconda guerra mondiale, non soltanto dalla Germania nazista ma anche dagli alleati, e lo stesso vale per l'Unione Sovietica. Certo. Dopo la seconda guerra mondiale si sono approfondite tutta una serie di dinamiche legate poi al controllo mentale, alle frequenze, al progetto MK Ultra, al Monarch, al Bluebeam e quant'altro. Chiudo la parentesi e lascio la parola al professor Malanga. Quindi all'interno di questo tipo di ricerca ci siamo trovati a ricostruire in ipnosi per esempio, situazioni in cui a livello di ipnosi regressiva il soggetto ricordava l'età di 5 anni e mezzo quando aveva partecipato, per esempio, ad una messa di natura pseudo-massonica, pseudo-satanista, in un ambiente che veniva descritto come una loggia massonica. Ci sono delle cose inconfondibili in una loggia massonica: il pavimento a scacchi, le due colonne in fondo che sono Jachim e Boaz, che rappresentano le colonne del Tempio di Salomone, eccetera eccetera. Insomma, non ci si può sbagliare. E sacrifici umani anche all'interno di queste cose. Siccome ci sono capitate più volte queste cose, non potevamo più non fare mente locale. In un caso particolare uno dei nostri soggetti fu invitato anche nella villa di Licio Gelli, così ci raccontò, perché loro sono molto interessati all'utilizzo delle facoltà paranormali dei nostri addotti per risolvere dei loro problemi che non ho capito quali siano, ma sicuramente non deve essere una cosa limpida. Questo è garantito, mi sento di supportare l'affermazione del professor Malanga in maniera assolutamente piena e direi certificata. Un'altra cosa ancora che la redazione si sentiva proprio di doverle necessariamente estendere era questa. Abbiamo toccato prima il tema degli Anunnaki e quindi di Nibiru, e quindi anche della presenza di questa razza aliena probabilmente reptoide o pseudo-reptoide che ha informato la nostra civiltà e di cui abbiamo le tracce più
importanti attraverso la civiltà presumera, quella aurita, quella accadica, eccetera. La domanda che ne viene fuori è questa, e tocchiamo anche l'argomento precedente: in che misura, secondo le sue informazioni, secondo i suoi studi e secondo la sua visione dell'aspetto, la massoneria, quindi le confraternite, le logge segrete, e in che misura la presenza aliena, sia a livello di entità con le quali spesso le logge cercano il contatto, e sia la presenza antica, quindi parliamo quella dell'antica Mesopotamia, la confraternita babilonese e quant'altro, in che misura questi elementi vanno a sposarsi anche con la creazione delle religioni, e quindi per esempio con l'attività del Vaticano, e quindi per esempio con l'attività di tutta una rete di elementi che tutti insieme potrebbero o sembrerebbero formare una sorta di pavimento, una sorta di tessuto sul quale poi andare a istoriare la manipolazione dell'umanità. La mia impressione personale è che quando gli alieni, le diverse razze, sono venute a romperci le scatole su questo pianeta per i loro problemi, avevano bisogno di essere occultati. Per occultare la presenza così massiccia di alieni, per forza bisogna avere qualcuno che ti protegge. Il qualcuno che ti protegge è il padrone della ferriera, in qualche modo colui che comanda, il capo a cui noi ci rivolgiamo, e lui ci dice: no, gli alieni non esistono. La scienza, la politica, la religione, uguale, coloro che comandano. Per fare questo, chi comanda si deve organizzare, e l'organizzazione è un'organizzazione di tipo loggia, cioè una chiesa, un partito, un gruppo di banche, metteteci quello che vi pare, il gruppo Bilderberg, lo Skull and Bones, bene. Evidentemente all'interno di queste corporazioni noi troviamo gli stessi simbolismi che poi i nostri addotti descrivono sul pettorale sinistro dell'alieno, che al posto di una squadra e un compasso ha qualcosa di molto simile che sembrano due triangoli incrociati. Al posto del nodo di Salomone abbiamo la esafala, cioè la stella a 6 punte, al posto dell'occhio, del triangolo con l'occhio dentro, abbiamo una specie di triangolo attaccato al medaglione dell'alieno di turno. Quindi è evidente che, da questo punto di vista, cosa succede? I forti poteri si riconoscono tra di loro e riconoscono la loro appartenenza a quel gruppo di alieni che li comanda attraverso questa serie di simbolismi. È evidentissimo quindi che i gruppi massonici sono collusi con la sfera aliena, e la collusione, loro sperano, gli porti dei vantaggi, gli stessi vantaggi che gli alieni vorrebbero sfruttando la razza umana. L'alieno, ricordiamolo, secondo noi vuole la vita eterna, vuole non morire, è la rappresentazione del diavolo che ti ruba l'anima, in qualche modo miticamente parlando, nel mito. E per fare questo l'alieno deve aver promesso qualche tipo di questo vantaggio anche a chi comanda. Sapete i nostri governanti come sono? Non vogliono morire, non vogliono staccarsi dalla loro poltrona, non se ne vogliono proprio andare, anche a 2000 anni stanno lì a rompere le palle. Grazie professor Malanga di questa specifica, che d'altronde penso sia condivisa dal 99% di chi ci ascolta, e penso in realtà da tutti i cittadini, soprattutto in un paese come l'Italia. Una cosa che io in questo punto invece volevo a mia volta estenderle è un qualcosa che è legato, in alcune sue dichiarazioni lei ha accostato in maniera molto forte ufologia ed esoterismo, e mi viene suggerito di chiederle anche, perché se si tratta di esoterismo e di ufologia inevitabilmente viene una sorta di collegamento anche col satanismo. Ci può dire di più a proposito di questa sorta di collegamento? Io un libro che ho scritto l'ho chiamato Alieni o demoni, senza punto interrogativo. Alieni o demoni? No, alieni o demoni, nel senso che gli alieni di oggi sono quelli che una volta noi, per i prerequisiti che avevamo tanto tempo fa, eravamo più ignoranti, chiamavamo demoni. Il folletto della Toscana, il cosiddetto linchetto, oggi è la rappresentazione di quella specie di alieno che noi identifichiamo come il grigio.
l'essere alto 1,20 m con il capoccione tutto nero, 3 dita, il pollice opponibile, oppure lo stesso Crowley che nella sua descrizione di sfere non meglio terrestri identifica queste figure aliene che sembrano un po' quello che noi chiamiamo il testa a cuore, cioè questa specie di soggetto non tanto alto che ha però un cranio bilobato molto in evidenza. E così abbiamo nella storia la descrizione di altri esseri che sono stati identificati come demoni. D'altra parte, che ne so, Astarotte è un diavolo, ma Astar Sheran è il capo della flotta spaziale. Sì, della Federazione Galattica Neoigiana. È come ci si ricicla in qualche modo. Già. Sì, caro professor Malanga, e anzi aggiungo a proposito delle dichiarazioni che il professore ci ha poc'anzi esteso, che in realtà a proposito di triangoli e di occhio, ma il professore certamente ne è informato, esiste un reperto che andrebbe ascritto certamente fra i cosiddetti OPART, o oggetti fuori spazio e fuori tempo, che si chiama la piramide di Lamana. Lamana in Ecuador è un posto dove viene trovata questa piramide, e su questa piramide c'è proprio un occhio, esattamente come fosse il retro della moneta da $1. E la cosa più importante è che questa piramide rappresenta e riporta caratteri sumeri. E il problema è che Lamana si trova in Ecuador e che la tavoletta sembrava essere messa in questa fonte, peraltro ricca di biofotoni e di oro e di argento colloidale in alta percentuale, sembra essere stata posizionata lì almeno 15.000 anni fa. Ma qui chiudo la parentesi. Un'altra domanda ancora, professor Malanga. Da notizie circolate in rete sappiamo che qualche anno fa lei ha ricevuto un invito per un incontro, e sorrido perché è una domanda che spesso viene posta al professor Malanga, un incontro da parte del Vaticano. Può dirci se si è effettivamente verificato e alla presenza di chi si è svolto, e qual è stato il tema dell'incontro? Sì, dire da parte del Vaticano non è corretto. Io direi con un soggetto che lavorava all'interno del Vaticano, che conosceva molto bene le dinamiche, diciamo, all'interno di quel gruppo di lavoro. Io peraltro ero presente anche con un altro soggetto che mi faceva testimone, che era Maurizio Baiata, giornalista molto noto. Questo signore mi chiese in particolare sulle mie ricerche, voleva sapere delle cose, e io allora non avevo tutti i dati che ho oggi, per cui non riuscivo a capire che cosa lo interessasse veramente. Erano i primi anni in cui studiavo queste cose, e a un certo punto io gli parlo di come avviene un'adduzione, di come gli alieni utilizzano un'impiantistica elettronica molto sofisticata per tenere sotto controllo l'addotto, delle apparecchiature che ci sono in queste macchine volanti, e questo mi diceva sì, lo sappiamo, i nostri tecnici lo sanno, anche noi sappiamo tutto, però non gli raccontavo evidentemente la cosa che lui voleva. Quello che lui voleva sapere a un certo punto sbottò e mi chiese informazioni, mi chiese: ma gli alieni riescono a prendere l'anima e a copiarla? E io, siccome ero all'inizio della mia ricerca, non avevo mai ancora parlato di questo argomento, sorrisi dentro di me, perché dissi: ma guarda, allora quello che sto scoprendo io loro lo sanno già, il che vuol dire che l'aumento della credibilità di quello che stavo facendo era importante. Gli dissi: no, l'anima non si può copiare. E lui, contento, fu molto soddisfatto di questa risposta. La Chiesa, peraltro, è una loggia massonica che dura da 2000 anni, non è che si debba pensare che chissà che cosa sia. Grazie, professor Malanga. E in questo momento io suggerisco a voi di ascoltare il nuovo brano che Seven Radio vi manda in onda. Rientriamo ancora con voi in diretta qui dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa, in compagnia del professor Corrado Malanga, e continuiamo la nostra esplorazione di questa serata. Allora, professor Malanga, ancora una volta una domanda inevitabile, potrei dire, per lei, e la redazione ci suggerisce: la presenza di esseri luminosi all'interno degli addotti viene documentata da molte ipnosi, e la situazione che ne scaturisce non ha nulla di diverso rispetto a quella
quella in cui ci si trova di fronte, magari di fronte a un esorcismo classico della religione. L'analisi caratteriale di un essere di luce, che per brevità lei ha definito Lux a suo tempo, lo fa apparire buonista, subdolo, bugiardo, ideatore delle religioni e dell'istinto di colpa. Il Lux tiene in pugno l'addotto con l'astuzia e con le bugie, facendogli credere che senza di lui egli perderebbe delle particolari capacità che gli permetterebbero di vivere al meglio. Quale quadro si avvicina più a quello del diavolo tentatore, che archetipicamente tenta l'uomo, quello del Lux o quello di altri soggetti alieni incorporei? All'interno della divisione fittizia, che quindi oggi non c'è più, tra alieni e demoni, essi sono la stessa cosa, dobbiamo distinguere che la Chiesa distingue Lucifero dal diavolo, da Satana, che in realtà questi tre nomi sono tre cose differenti nel campo dell'adozione, dove il Lux è la rappresentazione di Lucifero, cioè il portatore di luce, Satana è la rappresentazione del serpente, cioè dell'alieno a forma di serpente, Naesh, il nemico del popolo ebraico, il diavolo in persona è la rappresentazione di quella specie di soggetto che noi identifichiamo con il biondo a 6 dita, un essere, un finto dentro il quale in realtà c'è questa specie di ipotesi nera, una macchia nera che dall'ipnosi viene fuori, viene da un'altra parte, da un altro mondo, che qui non può stare, e che è la rappresentazione di quello che da un punto di vista della religione cattolica sembrerebbe l'inferno. Quindi esistono tutte e tre queste tipologie, che sono ancora una volta l'indicazione del fatto che tra alieni e demoni c'è una sovrapposizione totale. Professore, sembra acquisito ormai da molti studiosi, che compreso chi le parla, insomma, ha fatto studi in materia da molto tempo e quindi sono in perfetta linea con questi studi e con la domanda che le sto per porre. Sembra ormai proprio acclarato che il Vecchio Testamento in realtà non ci stia parlando altro che di metafore ufologiche, esobiologiche rapportate a credi religiosi. Potremmo affermare, così come lei ha fatto a suo tempo, anche facendo una ricostruzione della macchina della gloria del Signore che Ezechiele vede, o che vede Daniele, o che vede Elia o Enoco o altri patriarchi o profeti biblici, circa il fatto che le entità aliene, quindi gli Elohim che si manifestano nella religione ebraica o comunque abramitica, sono ascrivibili per esempio a delle razze mantidee, e che la scrittura ebraica è quella che viene ritrovata anche in alcuni impianti con carica esotopica diversa dalla nostra, e che quindi probabilmente Yahweh non era altro che uno di questi alieni che si è così proposto e che così è stato recepito dal popolo ebraico? Qui c'è una polidomanda. Dunque, in realtà quello che noi vediamo è che, lo studio della Bibbia ci fa comprendere come questa sia stata scritta circa 1700 anni prima di Abramo, quindi con una lingua proto-cananita tecnicamente moderna. Poi, il secondo aspetto della questione è che nella Bibbia altro non c'è che il contenuto, pur cambiando i nomi, i luoghi e le date, di tutto lo scibile religioso egizio, che peraltro è contenuto, ricambiando nomi e date, nella idea che i babilonesi avevano degli dei, che peraltro ritroviamo, andando sempre indietro nel tempo, nella civiltà della Valle dell'Indo. Quindi, in fondo, Enki ed Enlil, che sono gli dei di Babilonia, uno a rappresentazione di aquila e l'altro a rappresentazione di serpente, altri non sono che per esempio Quetzalcoatl in America Latina e il suo fratello dal nome impronunciabile, il condor e il serpente, oppure Tezcatlipoca, è quello lì, oppure in Egitto il Set, l'animale costruito a forma di coccodrillo, che poi poteva essere anche Khnum, sempre questa figura di coccodrillo. Sapete cosa faceva Khnum? Khnum prendeva le anime da un contenitore e le passava all'altro contenitore, e faceva tutto questo nella casa della vita. È chiaro che di fronte a questo noi ci troviamo di fronte a quello che noi chiamiamo il serpentone oggi, questa specie di coccodrillone in piedi che fa le stesse cose usando dei cilindri pieni di una strana sostanza, e staccando la parte animica da uno dei nostri addotti e attaccando
attaccandola a uno dei suoi per ridargli la vita. Allora è evidente che quello che viene detto nel Vecchio Testamento altro non è che simbolico, ma dobbiamo andare a vedere tutto nella Valle dell'Indo, e allora scopriamo alla fonte che le cose sono molto diverse. Scopriamo alla fonte che gli dei non sono gli dei del mondo ebraico, ma gli dei che almeno 12.000 anni fa già c'erano, e non 2 o 3.000 anni fa, e quindi la storia cambia completamente, il punto di vista cambia, la mappa del territorio. E visto che gli dei sono sempre gli stessi, non è che ce li siamo inventati, sono soggetti legati sempre a qualcosa che assomiglia a un volatile e a qualcosa che assomiglia a un serpente. Questi erano i principali, li ritroviamo in tutte le mitologie, e noi all'interno delle ipnosi regressive cosa troviamo? Questa specie di serpente che cammina in piedi come un coccodrillone gigante, e anche una specie di volatile, una specie di uccello alto 4 metri con un occhio al centro della fronte che, guarda caso, sembra proprio la rappresentazione di Shiva. E allora siamo nella Valle dell'Indo, dove c'è Shiva e Vishnu, e si ricomincia da capo. Sì, proprio così, professor Malanga. In effetti questo è proprio il percorso che viene, diciamo, in qualche modo dispiegato nel divenire storico. Una cosa invece che ritengo importante chiederle, e non era una domanda prevista, le dico una domanda che viene sollecitata dalle sue risposte. Cosa mi sa dire di quelle risultati di regressione ipnotica in cui nei famosi cilindri nei quali sono contenuti i cloni o i corpi degli abdotti, alcune testimonianze riferiscono di aver visto il corpo del Führer, di Adolf Hitler? Sì, ce ne sono 2 o 3, non tantissime, perché non abbiamo insistito su questa cosa, però viene fuori questo essere che sembra piccolo, non tanto alto, con questi strani baffetti, che assomiglia a Hitler. Noi non sappiamo se sia Hitler, però la cosa è veramente agghiacciante, perché se noi pensiamo che i nostri governanti in qualche modo hanno patteggiato sulla vita eterna con l'alieno, quando hanno dato il loro servigio, potrebbero essere presi, messi in uno di questi cilindri in attesa di essere riportati alla vita. Speriamo che non sia così. Ce lo auguriamo tutti. Un'altra cosa ancora, professore, sempre questo non previsto dal range di domande che avevamo già ipotizzato. Le risulta che anche nel mondo musicale, soprattutto nel mondo musicale del rock, del pop, siano particolarmente presenti, come dire, artisti che, diciamo, a monte di quella che è l'esplosione della loro carriera, peraltro magari particolarmente meritevole per capacità, abbiano in qualche modo incontrato queste entità e giunte poi a quello che faustianamente viene tradotto in maniera molto gretta come patto col diavolo? Devo dire che credo poco a questa cosa, per un semplice motivo, che nelle cose che noi abbiamo visto, l'addotto ha una caratteristica, ha un forte contenuto animico. Il contenuto animico ha delle caratteristiche precise che lo porta al di fuori dei canoni, a non rispettare le regole, perché per anima non c'è nessuna regola, c'è l'anarchia totale, e questo produce nell'essere la voglia di manifestarsi attraverso forme di arte, qualunque esse siano. Qualsiasi tipo di arte, musicale o no, è segno di creatività e quindi di presenza di parte animica. Nelle ipnosi regressive viene proprio fuori alcune volte l'odio che l'alieno ha per la musica e per la non regola. Quindi direi che probabilmente questo tipo di situazione a cui ci si riferiva è un tentativo di depistare, magari di creare delle false informazioni, semplicemente perché quel tipo di musica magari potrebbe non essere venduta. Allora una casa editrice potrebbe mettere in giro una voce del genere per potersi poi fare i suoi affari. O forse perché magari molti artisti divenuti o in itinere di grande successo poi sono comunque avvicinati da logge e da lobby massoniche, e quindi poi la conseguenza è quella che sappiamo. Certo. Io in questo momento lascio però lo spazio a un altro po' di musica di Seven Radio.
Allora eccoci insieme, come prima più di prima, insieme col professor Corrado Malanga e visto che ormai l'anima è inevitabilmente la centralità della nostra vita e della nostra esperienza, ma ormai anche la centralità delle attenzioni, delle ricerche e degli studi del nostro professor Malanga, e alcune domande si susseguiranno inevitabili su questo tema. La prima che le voglio porre è questa, perché è una domanda che io stesso mi sono posto più volte, avendo alcune carenze, soprattutto nello studio della fisica quantistica. Vorrei poter avere da lei una più ampia, ma d'altra parte semplice, spiegazione della correlazione fra l'anima e il tempo, vale a dire la nostra percezione del tempo e invece come l'anima va a collocarsi su una stessa linea spazio-temporale e, come lei stesso ci ha raccontato in diverse occasioni, va ad abitare diversi contenitori nello stesso presente. Ecco, questo è un concetto che non solo chi le parla, ma credo molti dei nostri ascoltatori o dei suoi lettori forse non ce l'hanno così completamente chiaro. Senza entrare in particolari complicati, la fisica di Bohm ci spiega come non esista lo spazio, il tempo e l'energia, ma l'universo sia non locale, così come le prove di un altro fisico importante che si chiama Alan Aspect sono state portate a favore di questo tipo di visione. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi crediamo di vivere spalmati in un tempo, in un passato, in un presente, in un futuro, ma in realtà noi viviamo solo nel presente. Due funzioni d'onda, che sono due equazioni matematiche che rappresentano il passato e il futuro, si collassano e si sovrappongono e quindi hanno una unica soluzione solo nel presente. Il passato è virtuale, il futuro è virtuale, il presente è molto più reale. In questo contesto la nostra parte animica, che è un gruppo di vettori che si comportano come i quark colore, hanno una caratteristica: non possiedono l'asse del tempo. Quindi la parte animica ha coscienza del tempo tutto in un unico istante, del passato, del presente e del futuro. Questo vuol dire che in ipnosi io non posso ricordare una mia vita passata, ma posso utilizzare il mio cervello come un lettore di ologrammi, come diceva Pribram, neurofisiologo che studia questo tipo di situazione. Come lettore di ologrammi vado a posizionare il mio lettore nel mio passato che corrisponde al mio presente, cioè non è una cosa fotografata in un album di fotografie, quello era il mio passato. Il mio passato è qualche cosa che si sta convivendo con il mio presente e modificandolo con il mio presente. Tutti voi potete pensare che se oggi faccio una cosa o ne faccio un'altra il mio futuro verrà modificato. Ecco, pensate che se io faccio una cosa o ne faccio un'altra, la mia coscienza cambia, il mio futuro cambia, ma cambia automaticamente anche il mio passato. Cambia passato e futuro contemporaneamente. In questo contesto, quando noi siamo in ipnosi, anima non va a rivivificare i ricordi di un passato, ma va a leggere cosa sta succedendo ora, in questo istante, nel passato che corrisponde al mio presente di ora. Grazie professore, io continuo però ad avere dal punto di vista proprio dell'accesso concettuale qualche minima difficoltà, ma lo so, non dubito la che... quantistica è un casino. Sì, credo che anche molti nostri ascoltatori condividano le mie difficoltà. Proseguendo sul discorso invece delle presenze, quindi delle entità, che siano aliene o che siano extraterrestri, i suoi studi, specialmente Alieni o Demoni, il libro La battaglia per la vita eterna, e molte altre, Alien Cicatrice, che era forse una sorta di premessa a quel lavoro, lei ci parla di gerarchie superiori, quindi parliamo anche del cosiddetto uomo primo, Adam Kadmon, parliamo anche del creatore luminoso e del creatore oscuro, e ultimamente nella sua ultima fatica, chiamiamola giustamente così, Genesi 3, ci parla delle cosiddette gerarchie angeliche. Può darci in maniera sintetica un quadro più organico di tutto questo pantheon, di questa pletora di creature, entità e quant'altro, e come interagiscono con noi e perché? Mano a mano che scoprivamo il fenomeno delle adduzioni, cercavamo di capire tra questi alieni la scala gerarchica, cioè chi comandasse di più. E in qualche modo, per sapere questo, ci siamo spostati sempre più indietro nel tempo virtuale, fino a scoprire che gli alieni erano stati a loro volta costruiti da altri alieni, che a loro volta erano stati costruiti da... e si arriva fino alla figura dell'uomo primo, quello che a livello ideico e simbolico viene rappresentato come l'Adam Kadmon della Cabala ebraica, oppure come l'arconte della Pistis Sophia. In realtà c'è qualcun altro dietro.
E questo qualcun altro dietro, finalmente credo che sia proprio l'ultimo livello, è rappresentato dalla gerarchia del piano di sopra. Ci eravamo resi conto che esistevano dei soggetti con coscienza elevata, oppure soggetti che erano stati addotti, che avevano fatto il loro percorso di evoluzione, che quindi sapevano bene chi erano, che venivano contattati da esseri in astrale, si potrebbe dire tra virgolette, che erano visibilmente simili a figure angeliche. Soggetti che ti dicevano che cosa dovevi fare, cosa non dovevi fare, soggetti che usavano il tuo ego per farti credere migliore degli altri, che ti volevano portare da loro, nel loro ipotetico paradiso terrestre. Tu sei come noi, devi venire con noi. Si scopre, andando a fondo del problema, che questi soggetti vogliono portare via da qui le persone con coscienza, perché se rimangono qui la coscienza loro invaderà tutto il sistema e tutti prenderanno coscienza più rapidamente. E perché questo doveva accadere? Perché se no l'umanità prende consapevolezza di sé, e nel prendere consapevolezza di sé si accorge che questi signori del piano di sopra sono loro che hanno architettato tutto. E chi sono questi? Voi sapete che l'universo ha grosso modo 7 livelli energetici quantizzati. Quelli del piano di sopra sono quelli del piano di sopra. Noi stiamo sotto, all'ultimo livello. Siamo quelli che una volta erano al piano di sopra, ma che hanno scelto e deciso di finire di fare la propria esperienza, sporcandosi le mani nella tridimensione, vivendo, morendo, soffrendo. Gli altri non hanno avuto coraggio di farlo. E non hanno coraggio di farlo nemmeno ora. E stanno cercando una via evolutiva differente. Non vogliono passare di qui. Noi stiamo raggiungendo invece il livello di coscienza necessario, perché tra il fare e l'essere si scopre che non c'è nessuna differenza, perché la coscienza, che è Dio, si manifesta. Domanda che non ha senso, perché la manifestazione è la coscienza. Se tu ti manifesti e fai, sei. Se non ti manifesti e non fai, non esisti. Quindi noi siamo scesi all'ultimo piano, abbiamo fatto 100, saremo 100. Loro, quelli del piano di sopra, hanno fatto 80 e rimangono 80, cioè siamo noi che siamo più coscienti, e loro sono gli ideatori nella New Age, di quelli che ti dicono bisogna ascendere. No, io ti dico bisogna discendere, sporcarsi le mani fino in fondo, fare l'esperienza fino in fondo per comprendere chi siamo, perché solo la coscienza lo può fare. La coscienza ha deciso di scrivere un libro, una storia, in cui c'è un personaggio e un lettore del libro. Ebbene, chi scrive il libro, chi legge il libro, chi interpreta il personaggio, siamo noi. Ce ne accorgiamo solo alla fine del libro. Abbiamo cioè dovuto non solo progettare un'esperienza, l'abbiamo dovuta fare, perché se no l'esperienza non conta niente. E siamo così diventati quello che volevamo divenire. Coscienza ed essenza diventano la stessa cosa. Quelli del piano di sopra non vogliono fare così e ce lo impediscono anche a noi, perché se noi prendiamo coscienza finisce che decidiamo poi alla fine di chiudere la giostra e loro rimarrebbero un po' a metà, non finirebbero il loro percorso. Grazie professore. Un'altra domanda chiaramente legata ad Anima. Come l'utilizzo della regressione o di altre metodologie che state e che sta mano a mano affinando possono da un lato comportare la riduzione o la risoluzione del fenomeno abduttivo, ma anche come questo tipo di metodo può portare, regredendo nel tempo, all'eliminazione di qualunque trauma di tipo fisico, di tipo psichico, sostanzialmente alla guarigione, come si diceva anche poc'anzi, di qualsivoglia tipologia di disturbo o di malfunzionamento, e come questo fenomeno poi può essere facilmente ricondotto nella vulgata popolare a quello che molti chiamano miracolo. Se questo, tutto quello che abbiamo detto è vero, siamo noi Dio. A qualcuno, la New Age di solito, anche la Chiesa Cattolica, che mi sembra una grande espressione di New Age, al passo coi tempi, per cercare di modificare se stessa rendendosi costantemente credibile, ma a un certo punto non ce la fa più, bene,
Anche la Chiesa Cattolica cosa dice? Dice che noi dobbiamo cercare Dio. E te lo cerca fuori? No, non lo troverai mai fuori. È dentro di te Dio. Dio sei te. Dio è la coscienza che hai dentro di te. Non te ne accorgi solo perché non ci hai guardato. Te facevano guardare fuori e ci credo. Ma allora, a questo punto, la coscienza, che è la realtà reale, ha creato la realtà virtuale di spazio, di tempo e di energia. L'universo olografico a cui si riferiva Bohm, a cui si riferiva Pribram, a cui si riferisce Alan Aspect, a cui si riferisce Krishnamurti e tanti altri. Un universo che noi creiamo. E quindi, come noi creiamo la nostra malattia, perché quando anima non viene ascoltata, cerca di farsi ascoltare con l'ulcera che ti viene, o il tumore, o un bubbone che ti scoppia addosso, beh, allora aveva ragione Platone e Plotino, non si può guarire il corpo se non si guarisce prima l'anima. Scoperto il trucco, è fatta. Le persone che hanno coscienza riusciranno a trovare il sistema di guarire. Bene, su questa risposta in cui l'anima pervade e aleggia sempre più anche le stanze dove stiamo svolgendo la nostra trasmissione, lascio la linea alla regia. Rientriamo quindi con un'altra domanda per il nostro professor Malanga, una domanda a cui tengo molto perché è una di quelle cose su cui anche chi vi parla è stato spesso interpellato, intervistato, insomma ha avuto modo di dire più volte la propria o la sua, se del caso. Dal momento che la dualità lo esige, professor Malanga, la famosa dicotomia fra alieni e o extraterrestri buoni o meno buoni deve necessariamente comportare anche la presenza di entità che siano, come dire, non assolutamente sfavorevoli, e se questo è vero, queste entità non sfavorevoli all'umanità dove sono? È semplice, abbiamo detto poco tempo fa che la dualità nell'universo è finta, che non esistono i buoni e i cattivi, quindi non esistono da questo punto di vista neanche alieni buoni e alieni cattivi, esistono solo degli alieni. Da un altro punto di vista, l'alieno buono, chi sarebbe? Colui che ti aiuta? Ma uno che ti aiuta non è buono, perché siccome il processo di consapevolezza che te fai è un processo personale, tu devi fare il tuo processo di consapevolezza, nessuno ti deve aiutare. Se qualcuno ti aiuta, lo fa perché in realtà sono i suoi interessi che sta aiutando, non te stesso. Da questo punto di vista non esiste nessun alieno buono, e se ci pensate un attimo non esistono neanche tutti quegli esseri buoni che vi vogliono aiutare, i vostri amici, i vostri datori di lavoro, i vostri parenti. Se vi aiutano è perché vogliono qualche cosa per se stessi. Pensateci un attimo. Quindi lei intende magari anche non in maniera diretta o egoisticamente manifestata, ma magari anche a livello di inconscia, come dire, proiezione positiva verso il proprio sé. Ma io... Un altro problema che lega il fatto che non esistono buoni e cattivi è che siamo in una scatola unica. In questa scatola unica ci sono solo consapevolezze differenti, quindi si può dire che uno che ha più consapevolezza e uno che abbia meno consapevolezza sia più buono o più cattivo? Secondo me non si può dire. Ho capito, quindi siamo in una sorta di completa, diciamo, neutralità in questo campo, e quindi poi un percorso personale che ognuno, se può e se vuole, cerca di dipanare a mano. Un'altra domanda che ritengo particolarmente importante perché è assolutamente trasversale a chiunque ci stia ascoltando o possa sentire e ascoltarci. Ci può parlare, professor Malanga, delle dinamiche legate all'esperienza di morte e premorte, il cosiddetto tunnel di luce, l'incontro con entità dopo la morte, il tunnel di luce, e per esempio le casistiche come il walk-in, cioè quelle persone, lo dico per chi ci ascolta, che magari a seguito di un trauma, magari a seguito di uno shock, magari a seguito di una near death experience, cioè un'esperienza di premorte o di morte apparente, quando tornano alla coscienza di sé si trovano, come dire, a essere abitate anche da altri. Questi tipi di esperienze noi le abbiamo trovate, non le cercavamo, ma le abbiamo trovate inevitabilmente sul nostro percorso quando si prendono delle persone e si mettono in ipnosi profonda. La coscienza qualche volta, la parte animica, la parte spirituale, la stessa parte mentale in qualche modo ci danno delle indicazioni su questo argomento. Al di là c'è la possibilità
di essere riciclati, si direbbe così. La parte animica viene presa, portata su questo tunnel, in fondo del tunnel c'è un signore bello, grande, bianco, che sembra il tuo babbo, con la barba, Zeus, che ti dice: ora te passa da quella porta, ritorna giù, rincarnati che devi fare un'altra esperienza. E se la parte animica non ha capito bene cosa sta succedendo, si fa fregare, ritorna giù, rientra in un contenitore e così qui finalmente può continuare a essere ciucciata come una mucca da mungere. Se invece la parte animica non è tanto scema, capisce che quel signore là è solo quello che gira la ruota, gira la giostra. La giostra la dobbiamo girare noi, non lui. Quindi noi dobbiamo decidere se vogliamo non rientrare in circolo, ma acquisire la consapevolezza di noi. Non farci fregare da questo finto padre, che poi è la rappresentazione archetipica dell'uomo primo, l'abbiamo detto, l'Adam Kadmon, che ha orchestrato questo giro solo per utilizzare la nostra energia, le nostre coscienze, per poter vivere ancora una volta in eterno. Sembra che la massa di persone che ci circonda oggi e che non abbia coscienza abbia un'idea fissa: non morire, mentre è nella morte fisica che si ha la consapevolezza di che cosa vuol dire la vita eterna. Ci sono novità, professore, circa la composizione del Pantheon di extraterrestri, la cui ultima acquisizione, che mi risulti come voi, come gruppo di ricerca, avevate fatto, è proprio quella dei cosiddetti Horus, cioè il famoso pollo con l'occhio. Per fortuna no, non ci sono novità. La storia dell'Horus mi sembra proprio chiara, perché era uno degli elementi più difficili da descrivere. L'Horus è quella specie di alieno che ha, sembra un pollo in piedi, alto, a forma di umano, che ha la caratteristica di essere molto cattivetto e che è legato l'abbiamo chiamato Horus apposta, alla mitologia dell'antico Egitto, ma che forse la gente non se ne è accorta, è lo stesso essere che ultimamente Antonio Chiumiento ha indagato nel nord Italia, a Mortigliano. Se voi guardate esattamente la struttura del soggetto descritto, è l'identica descrizione dell'Horus. E questo per quanto la riguarda, e senza per questo dare giudizi di merito, non posso non chiederle, visto l'argomento toccato, cosa pensa lei dell'estrema varietà dello zoo che invece un personaggio come Federico Bellini ha propinato sia nella rete, sia nei network, sia come sotto forma di libri e di blog, dove praticamente ci sono veramente una infinità di razze in qualche modo aliene, non solo quelle già documentate e certificate dal vostro lavoro, ma anche altre che nel vostro lavoro non compaiono affatto. Tutto è legato a un problema di coscienza e di consapevolezza. Io vedo le cose, le conosco, le acquisisco, me ne accorgo della loro esistenza solo se ho la consapevolezza esatta di quello che sto guardando. E quindi un pennarello che io ho in mano, io posso essere convinto che è una farfalla, vi posso assicurare che se sono convinto che è una farfalla, vedo una farfalla. Bellini, come altri, hanno evidentemente una consapevolezza diversa da quella che ho io. Non voglio dire che sia più bassa o più alta, perché questo sarebbe un concetto duale. Dico solo differente, e a me tutto il bestiario di Bellini in 20 anni di lavoro non mi risulta. Ma questo non vuol dire che io abbia ragione, potrebbe avere ragione Bellini. In fondo non dovete chiedere a me chi ha ragione, ma chiedervelo dentro di voi, perché dentro di voi la vostra coscienza sempre ha tutti gli strumenti per sapere, per sentire se qualcuno ha più o meno azzeccato il bersaglio. E ancora su quest'onda, professore, abbiamo appena parlato di anima, ma per esempio dopo il decadimento, quindi dopo la morte, dopo la cessazione della vita biologica così come noi la intendiamo, spirito, cioè l'energia vitale, e mente, che fine fanno? Questa è una questione molto interessante. Da un punto di vista tecnico abbiamo visto che mano a mano che il soggetto acquisisce coscienza e consapevolezza di sé, tutte le esperienze della sua parte animica tendono a concentrarsi in un unico contenitore, quello attuale. Tutte le esperienze della parte mentale, cioè sull'asse delle energie, quindi su tutti i piani energetici dell'universo, si concentrano solo nell'unica e ultima parte, la nostra, e così fa lo spirito. Lo spirito che io ho e che sta dentro un altro contenitore in questo momento da qualche altra parte per fare esperienze in
parallelo, finisce per entrare tutto nel mio contenitore. In qualche modo questa esperienza è la stessa esperienza che c'è tra un'onda che sta per diventare particella. L'onda è la rappresentazione della poca coscienza di sé, la particella è io so dove sei, quanto pesi, dove sei locato nello spazio, nel tempo e nell'energia. L'acquisizione della coscienza trasforma la coscienza stessa da un'onda sparsa nello spazio, tempo e energia a un puntino piccolo piccolo piccolo. In questo contesto tutto entra in un unico soggetto, con una sola anima, una sola mente e un solo spirito, e tutto, anima, mente e spirito, siccome non ci sono più le barriere, si unisce in una sfera unica, in una coscienza integrata, diventa una cosa sola. Quindi questo vuol dire che se tutto ciò che ha detto significa che il Patrizio Mariotti che vi parla ha assommato in sé in questo momento le cognizioni, le esperienze acquisite da mente e da spirito, oltre che da anima, fino a questo momento, tutto ciò che il mio contenitore raccoglie, in qualche modo coagula, come dire, nel momento in cui Patrizio Mariotti non sarà più vivo, così come intendiamo noi la vita, tutto questo bel pacchetto di roba dove va a finire? Questo lo decideremo dopo, cioè quando noi avremo capito perfettamente che la giostra ora la giriamo noi, perché finora l'hanno girata gli alieni e gli alienati. Quando avremo capito questo, le coscienze si metteranno insieme in una grande riunione condominiale e decideranno che cosa fare. E non ci sarà una votazione, perché tutte le coscienze avranno fatto tutta l'esperienza e quindi tutti vedranno la mappa del territorio nello stesso modo e quindi prenderanno tutti all'unanimità la stessa decisione. Io credo che sarà la decisione di costruire un mondo migliore. Ce lo auguriamo. Ancora un paio di domande, professore, proprio addirittura d'arrivo. Il triade color test e il test sound, che vantaggi e svantaggi hanno rispetto alla regressione ipnotica, il Simbad, le ancore e il mental flash simulation? Uno, il tempo. Un triade color test dinamico flash che noi utilizziamo ora e che non è stato ancora pubblicato dura 15 minuti. In questi 15 minuti il soggetto acquisisce completa coscienza di sé, consapevolezza di sé, si libera di tutti i suoi problemi, di tutti i suoi malanni, di tutte le sue problematiche. Il triade e dell'alieno ovviamente, certo. Senza nemmeno aver bisogno di ricordare il suo passato, quindi non è neanche traumatico, ma all'interno di questo noi possiamo portare il soggetto in uno stato di ipnosi profonda in meno di 20 secondi, se vogliamo, facendo, se vogliamo, ricordare alcuni pezzi di cose, se vogliamo, facendo utilizzare il soggetto come remote viewing che guarda lontano, nello spazio, nel tempo e nell'energia, insomma facendo quello che ci pare, tornando alla fonte, facendogli vedere che cosa vuol dire essere Dio. Per un attimo lui prova questa sensazione. Io ho provato a vedere che cosa succede. Il soggetto quando esce dall'ipnosi ti guarda e ti dice: ma questa scrivania è solida, di là ci potevo mettere la mano dentro, passava da parte a parte, e tutte quelle creature che ho visto le ho create tutte io, ma perché ne ho create così tante? Ecco, da queste piccole frasi si riesce a capire come il soggetto aveva visto la stessa creazione che lui stesso aveva fatto. Si rende conto di essere in una virtualità creata da lui, ma ora la differenza è che lo sa e che sa che la può modificare. Ma quindi questo vorrebbe dire anche che una volta che si è raggiunto questo stato, definiamolo così, una volta che è stata aperta questa porta, è aperta in maniera definitiva e che quindi non ci debbono essere necessariamente degli step di allenamento per un mantenimento o per un'amplificazione di questo stato? Definitiva. Beh, questo è assolutamente fantastico nel momento in cui troverà poi la più ampia applicazione. Un'ultimissime due domande, molto proprio brevissime, molto proprio a flash, ma anche quasi una curiosità. Cosa ci può dire, professor Malanga, degli infraterrestri e di quella che io chiamo civiltà dell'habitat dell'intercapedine, da un lato, e poi così finiamo, e cosa ci può dirci della cosiddetta cintura fotonica, cioè di quella massa di radiazioni che escono da Sagittarius A, cioè il nostro centro galattico, e che sembrerebbe, secondo molti ricercatori e scienziati, essere in grado in qualche modo anche di influenzare non solo la natura che ci circonda ma anche il nostro DNA. Non ho molte informazioni su questa cosa dell'inframondo, però io ritengo che sia una visione simbolica e archetipica che abbiamo dentro di noi di qualcosa che in realtà rappresenta anche il mondo, perché l'universo abbiamo visto che non è
locale, tutto è in un unico istante, quindi in questo istante qui, solo che vibra a frequenze diverse, c'è un'altra cosa, un altro mondo, ce ne saranno migliaia, basta cambiare frequenza e noi da qui andiamo nel passato, nel presente o nel futuro, sempre rimanendo qui. Qualcuno dentro di sé questa informazione ce l'ha, solo che la sua mente non ha i prerequisiti per poterla descrivere e allora ci sono delle difficoltà descrittive. Molto più interessante invece è l'aspetto di questa pseudocintura fotonica. Mi voglio rifare a José Luis Parise, che è uno psicoanalista sudamericano di lingua spagnola, argentino, che ha studiato per 30 anni le tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, arrivando a dire che esistono 11 punti per la magia, cioè 11 punti attraverso i quali tu ti rendi conto che sei tu Dio e puoi modificare le cose. In questo contesto lui parla proprio abbiamo cominciato così, finiamo così, del 21 dicembre. Il 21 dicembre del 2012 questo allineamento, dice lui, di corpi solari, il Sole, lui lo chiama il centro della galassia, con il nostro Sole, con la nostra Terra, dovrebbe creare, secondo i suoi studi, che sono di natura antropologica, una radiazione particolare, per cui chi ne ha voglia avrà la possibilità di vedere ampliata la propria coscienza per un po' e comprendere in qualche modo qualcosa. Ora, questa cosa che José Luis Parise, che io ho conosciuto da poco, ho scoperto da poco, dice, in realtà è venuta fuori diversi anni fa in diversi tipi di ipnosi, descritta in modo sostanzialmente uguale da alcune parti animiche che dicevano proprio la stessa cosa. Beh, non ci resta che aspettare e vedere che succede. Saremo tutti testimoni, credo, di questo evento, che è peraltro molto a breve. La nostra intervista con il professor Corrado Malanga volge ovviamente alla chiusura, volge al termine. Io ringrazio il professor Malanga per averci ospitato qui presso il Dipartimento di Chimica all'Università di Pisa, lo ringrazio per la disponibilità e per la cortesia che lo contraddistingue sempre nel rapportarsi con noi organi di informazione, e le do appuntamento per un'altra prossima ulteriore avventura, esplorazione dei mondi che contraddistinguono i suoi percorsi di ricerca.